Il libro che ho letto è un romanzo di avventura e di genere fantastico. Ci ho messo pochissimi giorni per leggerlo, non vedevo l'ora di girare pagina e scoprire cosa succedeva in seguito. Io per questo progetto ho scelto proprio questo libro perché mi ha colpito molto la storia, la trama, dove molte volte i ragazzi reagiscono distinto e non seguendo il ragionamento o l'intelligenza. Il Signore delle Mosche secondo me può essere legato alla fase finale della Seconda Guerra Mondiale, ovvero allo scontro nucleare. In questo libro io mi rispecchio nel personaggio di Ralph, ovvero un personaggio buono, saggio ma prudente, che anche se sbaglia, con l'aiuto dei suoi amici riesce sempre a cavarsela. Prima immagine che mi viene in mente pensando a questo libro sono le grandi piattaforme di granito roseo che si trovavano nella spiaggia. E l'oggetto che caratterizza di più questo libro è il simbolo del gruppo, cioè una conchiglia. Il segreto di questo libro è stato farmi immergere negli ambienti, nelle vicende, nei dialoghi, grazie alle minuziose descrizioni. Se vorrai leggere questo libro, preparati a vivere un'avventura disperso su un'isola. Ecco i 3 aggettivi per descrivere questo libro: coinvolgente, emozionante ed imprevedibile.